Allora, buonasera a tutte e a tutti, qui in aula presenti gli studenti e a casa. Oggi pomeriggio parleremo di patrimonio culturale tra percezione, riconoscimento e tutela nel confronto tra culture e esperienze. Il concetto di patrimonio è un concetto ormai acquisito per gran parte delle società, soprattutto in Occidente, include diverse tipologie di beni. Oggi il focus è sui beni appunto culturali e naturali, e tra questi beni noi riconosciamo sicuramente il territorio, il paesaggio, oltre a quelli che sono beni che fanno capo in maniera più stringente alla cultura materiale legata sia all'arte ma anche ad aspetti che non necessariamente sono materiali, come la lingua, le conoscenze tradizionali, il cibo. Il concetto di patrimonio culturale trova una sua definizione con la Convenzione UNESCO del 1972, si è arricchita nel corso del tempo di appunto nuovi beni, appunto il paesaggio ad esempio, il patrimonio immateriale non tangibile sono diventati parte di questo grande contenitore, ma un tema molto importante è appunto quello del riconoscimento da parte di chi vive nei territori dei propri patrimoni, perché non è così scontato. Noi viviamo in una società occidentale in cui insomma molti di questi concetti sono diventati parte integrante della nostra cultura, del nostro modo di vivere, sono temi trattati a scuola a partire anche insomma, dai percorsi della scuola dell'obbligo cosiddetta e all'università con corsi di laurea specifici. Non è detto sia così in altri contesti, non è detto che sia sempre stato così nella storia. Ecco allora l'opportunità di discuterne oggi con due esperte in ambiti diversi, proprio per mettere a confronto queste culture diverse e territori diversi. Abbiamo con noi questo pomeriggio appunto ad accompagnarci in questo percorso che insomma richiederebbe tempi molto ampi, però insomma sono degli stimoli, degli spunti da cui partire. Chiara Bettuzzi, architetto, è dottore di ricerca in ingegneria civile ambientale. Gran parte del suo percorso fatto tra l'Università UAV di Venezia e l'Università di Udine, con però esperienze anche di lavoro come appunto professionista in Italia e all'estero, e con un ruolo che dal 2018 la vede capodelegazione del FAI di Udine, FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano, anche qui un'istituzione, un pilastro ormai in Italia dagli anni 70 che si occupa della tutela e della valorizzazione dei patrimoni, soprattutto dei patrimoni che rischiano di andare perduti, poi ce ne parlerà in dettaglio, e che è anche delegata paesaggio FAI per il Friuli Venezia Giulia, quindi ai geografi quando si parla di paesaggio sono sempre molto, piace molto il paesaggio, e con piacere ricordo Chiara Bettuzzi perché ha fatto parte del gruppo di lavoro che ha seguito la definizione del piano paesaggistico della regione Friuli Venezia Giulia, in particolare faceva parte del gruppo che ha facilitato il processo partecipativo, cioè il coinvolgimento dei cittadini nel piano paesaggistico per l'accordo che vedeva il comune di Udine e altri comuni limitrofi, e quindi insomma ha svolto questo ruolo e quindi più che mai insomma è addentro a queste tematiche. L'altra nostra ospite invece è Francesca Simi, è un'archeologa specializzata in archeologia dei paesaggi, e qui di nuovo a noi geografi piace molto e anche lei ha una formazione molto importante con collaborazioni all'estero, esperienze che l'hanno portata non solo per lavoro, in questo caso gli scavi archeologici, ma anche a seguire progetti e a coordinare diverse attività, soprattutto legate al vicino Oriente.
Francesca Simi è in questo momento assegnista di ricerca presso il nostro Ateneo, il Dipartimento, il DIUM, a cui appartengo anche io, ed è vice direttrice del progetto, scusate, mi sono persa per citarlo in maniera corretta, del progetto archeologico Terra di Ninive nel Kurdistan iracheno. È un progetto coordinato dall'Università di Udine e il direttore è il professore Daniele Morandi Bonacossi, ho detto correttamente tutto, che è in linea e salutiamo, buonasera Daniele. Però un'ultima notazione ancora su Francesca Simi, oltre che di archeologia appunto del paesaggio, si occupa anche di archeologia pubblica e protezione del patrimonio culturale minacciato. Quindi quanto mai, insomma, queste due figure ci sono sembrate interessanti da mettere a confronto. L'esperienza del FAI, che è un'esperienza tutta italiana, l'esperienza legata a un ambito geografico, il vicino Oriente, ma forse non poi così vicino a noi, per capire come le comunità locali percepiscono e vivono i patrimoni naturali e culturali. Quindi lascio a loro la parola. Partirà Chiara Bettuzzi, primo giro di interventi, avete 15 minuti a testa, segue Francesca Simi, dopodiché faremo un giro di domande e ovviamente apriremo a voi la possibilità di intervenire per conoscere qualcosa di più di quanto ci verranno a raccontare oggi pomeriggio. Prego, Chiara. Grazie. Bene, buonasera a tutti, grazie per l'invito. Mi fa molto piacere ritornare dopo i trascorsi, insomma, all'Università di Udine, quindi grazie a Nadia per avermi invitata. L'esperienza del FAI, non so se tutti appunto conoscete il FAI, che è il Fondo Ambiente Italiano, è una fondazione, quindi non un'associazione, che è nata nel 1978 per opera di due. Scusate, non riesco a farla andare avanti. Fai con le freccette, con quelle là. Ok, scusate. Per opera di un gruppo di intellettuali milanesi che si è chiesto come potesse dare una mano al patrimonio italiano per riuscire a salvaguardarsi, quindi a poter dare un contributo nello spazio-tempo attuale, fondamentalmente. Fa parte del National Trust inglese, quindi è una struttura che ha una sede a Milano e una sede a Roma. Diciamo che il cervellone centrale è a Milano e ci sono delegazioni e presidenze regionali in ogni regione, le delegazioni poi in ogni provincia. Io appunto sono il capodelegazione di Udine e mi occupo di in qualche modo far conoscere il patrimonio non solo della città di Udine, ma dell'intera provincia udinese, insieme poi a tutte le delegazioni regionali che vanno a far conoscere naturalmente la nostra regione. Il FAI quindi cura, promuove e vigila sui siti, in particolare sui siti di sua proprietà. Siti che sono ben 64, che sono salvati, gestiti e valorizzati in tutta Italia, di cui 31 sono aperti al pubblico. Questi sono dei dati importanti per capire la grandezza e la copertura che in qualche modo il FAI ha sull'intero territorio nazionale. C'è una grossa concentrazione di siti in Lombardia, naturalmente, in quanto è proprio il cervellone centrale è in Lombardia, e tutti i siti del FAI vengono sostanzialmente acquisiti attraverso dei lasciti testamentari, sostanzialmente, oppure vengono acquisiti qualora riescano a salire in classifica sul censimento biennale dei luoghi del cuore. Quindi cosa sono i luoghi del cuore? Sono i luoghi più amati dai cittadini che li votano e, salendo in classifica, sostanzialmente vengono acquisiti nella famiglia del FAI.
Questi sono solo alcuni dei 67 siti di proprietà del FAI, quindi per esempio Villa della Porta Bozzolo, abbiamo in proprietà una serie di castelli, ma anche brani di territori come l'Alpe Pedroria, per esempio. Io sono rimasta scioccata, francamente, quando mi hanno detto no, hanno lasciato, il FAI ha avuto un lascito, un'Alpe. Ed effettivamente hanno lasciato un intero, ma sono chilometri quadrati di territorio, in modo che il FAI si potesse occupare di questa realtà e di reimmetterla nello spazio-tempo attuale, proprio come abbiamo scambiato prima una battuta e stavamo proprio ricordando, no, un po' questo tipo di necessità di reinserire questi siti all'interno della linea temporale attuale, che è un discorso magari un po' filosofico se vogliamo, però in realtà è proprio quello che speriamo di ottenere, speriamo di arrivare a salvare la maggior parte di patrimonio possibile. Quindi abbiamo sì dei beni culturali, quindi dei beni architettonici in proprietà e appunto in restauro, ma anche interi tratti di territorio. Questa è l'abbazia di San Fruttuoso in provincia di Genova, che è veramente un gioiello del nostro territorio nazionale. Cosa facciamo? Qui entriamo un po' nel vivo, no? Perché tutte le delegazioni cosa devono fare sostanzialmente? Sostanzialmente noi organizziamo le famigerate giornate FAI di primavera. Non so se qualcuno di voi è stato un nostro cicerone, spero che abbiate comunque avuto una, eccolo, ci piace. Quindi speriamo insomma che abbiate avuto una bella esperienza naturalmente. E raccontavo prima alla professoressa che per le giornate di autunno siamo stati contattati da una ex cicerona che attualmente lavora all'Acetaia Midolini a Manzano e ci ha chiesto se fossimo interessati ad aprire questo nostro piccolo gioiello udinese, friulano, insomma. E con grande piacere, insomma, abbiamo accettato l'invito e abbiamo appunto aperto le porte dell'Acetaia ed è stato veramente un onore, devo dire la verità, e un piacere riuscire a ricontattare comunque una persona che ha fatto parte della squadra del FAI e che ha avuto una sua progressione anche lavorativa proprio grazie a un piccolo seme che è stato dato durante le giornate di primavera. Attraverso tutte le manifestazioni che vengono fatte, sostanzialmente noi vogliamo dare luce ai nostri territori, vogliamo farli conoscere non solo ai cittadini che vivono all'interno di questi territori, ma anche a tutti i cittadini che arrivano da altre regioni, da altre realtà e vengono a conoscenza del nostro patrimonio. Per esempio, un dato secondo me interessante è quello che a me fa sempre un po' riflettere, no? Nel senso che noi tendenzialmente in giornate di primavera apriamo i siti di Udine città, Udine centro, quindi abbiamo aperto tra l'altro Palazzo Garzolini con un successo strepitoso e tutti i siti dell'università, devo dire, sono veramente notevoli qui in centro, quindi è sempre un piacere aprirli. In giornate d'autunno invece ci spostiamo nei comuni contermini tendenzialmente e paradossalmente sono molto più frequentati dai utenti, dai visitatori che vengono da altre regioni piuttosto che dai friulani. Moltissimi i triestini, per esempio, che si spostano, vanno a vedere, fanno, menano, brigano, e gli udinesi invece mi rimangono un po' più a casa, mannaggia, e quindi ci sommergono in giornate di primavera quando apriamo appunto i siti cittadini, però fanno un po' più fatica a spostarsi nei siti contermini, appunto. E questa è solo una nota così di costume, no? In qualche modo una piccola curiosità di quello che succede
succede durante le giornate, che sono veramente due grandi contenitori per noi di raccolta fondi sostanzialmente e di promozione del nostro territorio. La rete naturalmente è completamente fatta da volontari, quindi siamo tutti assolutamente volontari e ci prodighiamo in qualche modo proprio per arrivare a questo risultato. Questi sono poi alcuni eventi locali che noi andiamo a proporre durante l'anno, proprio per far conoscere anche, non so, degli scrittori o dei musicisti che operano all'interno dei nostri territori, perché riteniamo che anche questo sia un patrimonio culturale da non perdere, anzi da far conoscere. Soprattutto, naturalmente, cerchiamo di dare spazio alle persone più giovani che hanno l'opportunità di farsi vedere in qualche modo e comunque di far conoscere la loro opera o i loro interessi. Queste appunto sono giornate d'autunno e di primavera e con grandissimo orgoglio, permettetemi di dirlo, vi faccio vedere solo alcune immagini della Safau, che è stata l'acciaieria della nostra città, e che ha diciamo dato lavoro a metà del Novecento a un quantitativo veramente impressionante di persone proprio residenti a Udine. Quindi quasi tutte le persone di Udine davvero hanno un amico, un parente, uno zio, un nonno che ha lavorato all'interno dell'acciaieria Safau. Questo era il sito ed è il sito. Confermo. Ho una testimonianza parlante. Lo vedo dall'alto. Esatto. Penso che sia il più brutto biglietto da visita di Udine per le persone che transitano nella ferrovia dall'Austria. Sicuramente un impatto importante. Non voglia di fermarti a vederti Udine se ti vedi questa cosa. No, certo. Non è solo la Safau, è anche la Piave, cos'è l'altra? Le caserme dismesse. Certamente. È un'area enorme. Certo, certo. E infatti noi abbiamo cercato di dare una lettura a questo spazio, a questo vuoto urbano. Vuoto urbano che di per sé, come vedete dalle foto, è un luogo completamente dismesso. Ci sono dei ruderi sostanzialmente. Quando ho detto ma aprirei la Safau, mi hanno detto se tu matte. Cioè, ma sei matta, ma stai scherzando? No, proviamoci e vediamo come i cittadini udinesi, come i visitatori rispondono. Allora, overbooking in tutte le edizioni che abbiamo fatto. Perché? Perché c'era questo signore, il capogruppo degli Amis de Safau, che insieme a tutte le persone che poi vedrete, no, in queste immagini, hanno dato una testimonianza di memoria di quello che è stato questo sito. E più che ovviamente dare una testimonianza, più che andare a conoscere quello che c'è in questo sito, attraverso il racconto siamo riusciti a fare memoria di quello che c'era stato su questo sito. E il racconto delle persone, mi vengono i brividi, vi giuro, perché c'erano i visitatori molto spesso, devo dire che uscivano con gli occhi lucidi, proprio perché hanno fatto parte della squadra della Safau e quindi hanno veramente rivissuto l'epoca in cui lavoravano qui dentro. Io credo che questa sia stata veramente una delle aperture più, come posso dire, sì, per me indimenticabili, diciamo, nel senso che ha avuto un impatto anche emotivo molto, molto importante, nonostante appunto la visita fosse limitata a questi pezzi di territorio, a questi pochi elementi rimasti dell'acciaieria. Come vedete appunto la risposta era stata veramente notevole. Tendenzialmente non potevamo fare entrare più di 20 persone perché era al finire del Covid, poi era sempre
le ultime visite veramente abbiamo dovuto aprire un po' i cancelli perché non... Tornati, fra l'altro. Sì. E quindi è stata veramente una grande soddisfazione. Naturalmente il patrimonio materiale che noi conosciamo, come per esempio la Loggia del Lionello e Palazzo d'Aronco, sono sempre amatissimi dal pubblico e le persone vengono sempre con grande energia e con grande gusto anche a rivedere questi siti. Quindi il nostro patrimonio comunque c'è e viene valorizzato proprio anche da queste persone che lo vogliono attraversare, vogliono conoscere la realtà di questi siti, di questi patrimoni. Dicevamo prima il paesaggio, sì, il paesaggio, devo dire la verità, che negli ultimi anni sta prendendo moltissimo piede, sta interessando moltissimo i nostri visitatori. Devo dire, grazie al Covid siamo riusciti a stanare un po' le persone dagli ambienti chiusi, dalla mera architettura, per portarli proprio a conoscere il nostro territorio, i nostri paesaggi. Questa è una vista appunto di una delle ultime uscite che avevamo fatto a Faedis e anche naturalmente attraverso il riconoscimento del segno architettonico siamo riusciti a far conoscere questi piccoli brani di territorio e di paesaggio. Queste sono solo alcune altre immagini di altri eventi che abbiamo organizzato durante le nostre iniziative. Il FAI, oltre a tutto questo, fa delle campagne di sensibilizzazione nei confronti dei cittadini, proprio soprattutto attraverso le campagne consumo di suolo e salva l'acqua. Fondamentalmente questi sono stati i due grandi contenitori sui quali ancora continuiamo a lavorare. Accennavo prima luoghi del cuore, sì, i siti che appunto i cittadini possono votare attraverso il censimento biennale possono essere riqualificati grazie al FAI con un contributo del FAI e poi o acquisiti dal FAI o lasciati proprio alle comunità locali per la riqualificazione, come è stato per esempio il caso della Mideria Chiozza. Il FAI ha stanziato un finanziamento di 50.000 euro per la riqualificazione della macchina a vapore e sapendo che comunque c'era un contributo ministeriale regionale per la riqualificazione dell'intera fabbrica e quindi stiamo insomma aspettando che proseguano i lavori. La macchina a vapore appunto è già a posto. Grazie a tutti per l'attenzione, spero di non avervi annoiato. Grazie anche per la puntualità. Invito Francesca Semi a sedersi qui, intanto chiudo la presentazione, apro l'altra. Ecco, prego. Intanto volevo ringraziare Nadia per avermi invitato, per me è un'occasione veramente interessante per confrontarmi appunto anche con discipline diverse, con realtà diciamo anche locali, con appunto quello che abbiamo appena sentito sul FAI. È stato estremamente interessante in ottica anche di quello che vi invece racconterò adesso. Infatti quello che vi racconterò oggi è l'esperienza del nostro progetto archeologico Terra di Ninive, che è un progetto dell'Università di Udine, del Dipartimento di Scienze Umanistiche del Patrimonio Culturale, che dal 2012 lavora in quest'area, qui per darvi almeno un'idea di dove ci troviamo. Ci troviamo nel nord dell'Iraq, in quella che è la regione autonoma del Kurdistan iracheno. In quest'area, che si trova proprio nell'entroterra di Mosul, che è l'antica capitale Ninive, ci troviamo proprio in quello che era il cuore antico della Siria, in un'area precedentemente praticamente inesplorata, pochissimi erano i siti conosciuti. Questo progetto archeologico dal 2012 ha iniziato a documentare e mappare oltre 1200 siti archeologici
E sin dall'inizio il progetto ha diciamo, studiato un'area che, come vedete, è molto, si differenzia molto. Passiamo dai primi contrafforti dello Zagros alle pianure, appunto, che vanno verso la piana di Ninive, la valle del Tigri, ora sommersa dalla diga di Mosul. Tutto questo paesaggio così variegato è ricchissimo di siti archeologici, siti che, qui qualche esempio, antichi insediamenti, rilievi rupestri, acquedotti, vaste aree cimiteriali. Tutto questo patrimonio purtroppo è veramente un patrimonio in pericolo. Quando vi parlo di Iraq, di nord dell'Iraq, la prima cosa che vi verrà in mente è in pericolo per via della guerra. Siamo in una situazione di post bellico, chiaramente, e tutti ci ricordiamo le immagini anche della più recente storia delle distruzioni dell'ISIS. Ma in realtà il pericolo principale è quello dello sviluppo incontrollato economico, un boom che negli ultimi 25 anni ha proprio cambiato il paesaggio di questa regione. Per esempio in questo time lapse che state vedendo, focalizzato proprio sulla città di Dohuk, che è diciamo il capoluogo di questo governatorato, che nel giro degli ultimi 60 anni si è proprio trasformata da piccolissimo villaggio a enorme metropoli, ma così come la città di Dohuk, in realtà anche tutti gli altri villaggi. Questo sviluppo incontrollato ha portato alla distruzione di moltissimi siti, ma anche a mettere a repentaglio alcuni siti che sono effettivamente straordinari e unici. E fin dal principio il nostro progetto archeologico regionale Terra di Ninive si è concentrato sulla tutela di questi siti. In particolare c'è un gruppo di siti legato a un monumentale sistema di irrigazione che è stato creato tra l'VIII e il VII secolo a.C. per volere di questo re che si chiama Siro, che si chiamava Sennacherib, che prendeva l'acqua da diversi punti ai piedi degli Zagros e li portava con una ramificazione di oltre 340 chilometri di canali, acquedotti, dighe, li portava verso la sua capitale Ninive. Si tratta di una serie di siti straordinari, questi di Kinis, Gewan, Maltai, che sono però di per sé lasciati completamente senza alcun tipo che erano stati lasciati senza alcun tipo di protezione. E ovviamente l'idea del progetto è stato quello di creare col sostegno dell'Agenzia per la cooperazione e lo sviluppo del Ministero degli Affari Esteri un piano per creare un enorme parco archeologico e ambientale. Stiamo parlando anche di paesaggi veramente unici anche dal punto di vista naturalistico, non solo archeologico. E soprattutto l'inclusione di questi siti nell'UNESCO World Tentative List, che sarebbe anche questo un altro passo avanti per la tutela e il riconoscimento di questi siti archeologici, che per noi sono unici, straordinari, ma per la popolazione locale sono quasi sconosciuti, a parte alcuni casi, come vedremo più avanti, anche tutta una serie di ricerche che stiamo portando avanti adesso, di questionari, interviste, ci rendiamo conto che moltissime persone non hanno mai neanche o sentito parlare o anche visitato alcuni di questi siti. Nel 2019 è iniziato anche un altro progetto che in qualche maniera sta facendo da progetto pilota, che praticamente è stato lo scavo di un segmento di questa rete di canali, il canale di Faida, che è un sito anche questo molto importante perché unico nel suo genere. E all'interno di questo canale scavato nella roccia lungo oltre 10 chilometri che corre lungo questa montagna che si chiama Ciedaka, sono stati ritrovati
13 pannelli rupestri scolpiti proprio nel calcare sulla sponda del canale, che veramente è stata una scoperta diciamo straordinaria e un po' unica nel suo genere, tanto che appunto la scoperta ha vinto poi l'award, International Award come migliore scoperta per il 2019. Però anche questo sito è terribilmente in pericolo, o quantomeno lo era, e quindi questo soprattutto perché è assediato da queste attività produttive che si stavano andando proprio a espandere vicino, se voi riconoscete il percorso del canale, si andavano a espandere proprio vicino al canale, o in alcune parti addirittura l'avevano tagliato, come nel caso della foto sulla destra, in cui invece la creazione addirittura dall'agenzia di cooperazione tedesca aveva creato questo acquedotto per il villaggio di Faida, senza sapere che lì c'era un canale a silo, distruggendo il canale e portando quasi alla distruzione di uno dei pannelli. E così altri ampliamenti questo per esempio è il caso dell'ampliamento di una fattoria che ha portato allo sbancamento della montagna e diciamo alla distruzione di metà di uno dei pannelli. Oppure anche qui scavi illegali come il caso del rilievo 4. Quindi immediatamente sono partite tutta una serie di attività per proteggere questo sito, prima di tutto per delimitare la sua core zone e quindi creare una recinzione che non permettesse l'accesso alle persone. E anche una protezione dal punto di vista proprio della direzione dell'antichità e del governatorato di Dohuk per impedire l'ulteriore espansione delle attività produttive e delle infrastrutture. Però quello che subito ci è parso necessario fare era ovviamente coinvolgere i cittadini di Faida, perché i cittadini di Faida, la scoperta è stata fatta nel 2019, i cittadini di Faida praticamente non avevano sentito nulla di quello, nonostante il sito si trovasse a poche centinaia di metri dalle loro case. E poi con lo scoppio del Covid noi non siamo più tornati, nessuno ha più sentito parlare di questo sito. Una volta tornati ci siamo subito attivati con una serie di incontri al Centro Culturale di Faida per iniziare a raccontare sia del nostro lavoro ma anche della scoperta, dell'importanza di proteggere questo sito. E così coinvolgendo anche le scuole elementari, i bambini, preparando dei prodotti anche per loro, comunque delle brochure in italiano, curdo, arabo. E Faida è proprio un caso particolare perché è un villaggio estremamente sfaccettato, ci sono una comunità araba, la comunità curda sunnita, famiglie yeside, famiglie cristiane, quindi abbiamo veramente quasi tutto lo spettro delle minoranze che si trovano nella regione del Kurdistan, e quindi tentando di coinvolgere un po' tutti nelle attività sia di riconoscimento, ma anche in queste interviste in cui noi tentavamo di capire qual era diciamo, la percezione che le persone del villaggio hanno del sito e poi anche del nostro lavoro, perché il nostro lavoro è sfociato nell'ottobre di quest'anno nell'inaugurazione della prima fase del Parco Archeologico di Faida. E una prima fase perché il parco appunto verrà migliorato nel corso degli anni, ma si tratta praticamente del primo parco archeologico della regione e di tutto l'Iraq. E quindi cosa la comunità si aspettava dall'apertura, dall'inaugurazione del parco? Qual era la loro abbiamo tentato di capire qual era la loro percezione anche riguardo sia al bene
di per sé, se lo consideravano una ricchezza per il villaggio, per il loro patrimonio, e quali erano poi i benefit che ne derivano dall'apertura di questo parco. Un parco che appunto permette finalmente la fruizione anche di questo sito alla popolazione locale, ma anche appunto con pannelli informativi, c'è pure una visita virtuale che potete anche voi, se siete curiosi, guardare sul vostro cellulare o sul vostro computer, ma anche accessibile tramite QR code sul sito e fare un po' da audioguida alla visita del sito. Insomma, un parco archeologico che permettesse la fruizione finalmente da parte della comunità di questo sito archeologico. Abbiamo avuto un successo incredibile e inaspettato, perché dall'apertura del 16 ottobre al 27 ottobre, quando noi siamo ritornati in Italia, abbiamo avuto più di 800 visitatori. Noi avevamo fatto molto richiamo su principalmente le scuole, le università, i college, ma abbiamo avuto anche veri e propri turisti, come dei turisti provenienti da Baghdad, che stavano facendo un tour del nord dell'Iraq, e che, avendo sentito la notizia dell'inaugurazione, sono venuti a vedere il parco. Quello che adesso ci interessa fare, abbiamo già iniziato a fare, è quello appunto di analizzare meglio all'interno della comunità quali sono le loro aspettative dal punto di vista del parco, cosa si aspettano dal parco, anche per esempio come ritorno di nuovi posti di lavoro, nuove attività commerciali, cosa vorrebbero vedere nel parco archeologico, e quindi abbiamo somministrato tutta una serie di questionari a diversi, sia dei visitatori, sia persone che lavorano con noi, perché noi ovviamente lavoriamo in primis in cooperazione della direzione delle antichità, ma anche con tutta una serie di proprio operai che vengono dal villaggio, dalle cittadine vicine, anche questi che sono yazidi, cristiani, musulmani, arabi e curdi. E adesso, diciamo, l'analisi di questi questionari, speriamo, anche andando avanti con le nostre ricerche, speriamo di avere un'idea più chiara su qual è il valore, la percezione, cosa possiamo anche noi fare, cosa possiamo fare, cosa dobbiamo fare per eventualmente un particolare gruppo particolari gruppi, come riallacciare un po' il rapporto tra queste comunità e il sito archeologico. La stessa cosa poi sarà necessario farla, diciamo, più ad ampio raggio su tutta la regione di Dohuk, una volta iniziati i lavori per la creazione del grande parco archeologico di Sennacherib. Altre attività che abbiamo sempre fatto sono quelle di divulgazione attraverso i social network, che appunto abbiamo diversi profili in cui condividiamo le novità, tantissimi video, per appunto per far vedere, per dare un'idea anche della bellezza di questi siti, della straordinarietà, e trasmettere un po' queste immagini. E infatti molto spesso ci contattano anche persone perché hanno visto il sito internet, hanno visto e vorrebbero visitare i siti, e quindi vogliono avere informazioni sulla loro posizione, perché non c'è nessun tipo di promozione e non ci sono neanche le infrastrutture. Pensiamo uno dei siti, tipo anche questo sito Geruan, che è il primo acquedotto in pietra della storia dell'umanità, un sito meraviglioso, è di difficilissimo accesso, c'è una strada sterrata malmessa che basta che piova la notte prima, non ci si riesce. Se uno non ha il punto GPS non riuscirà mai a imboccare la strada per arrivarlo. Insomma, quindi c'è veramente tanto lavoro da fare, e soprattutto ci troviamo ovviamente di fronte a delle sfide molto complesse, dovute al fatto che siamo stranieri di fronte a un
comunità estremamente variegate. Ovviamente tutto il lavoro che abbiamo fatto è anche proprio per i limiti anche linguistici è sempre stato fatto con delle persone della direzione delle antichità, con il mio collega Kovan Yassin, da quest'anno anche con un collega dell'Università di Dohuk che si chiama Saman Karim, e anche con il sostegno di una ragazza, una laureanda magistrale del DIUM, Angela Pavone, che anche lei, insomma, questo piccolo gruppetto ha portato avanti tutte queste attività negli ultimi 2 anni. Ecco. E niente, spero che col dibattito riesca magari ad andare un po' più a fondo sulle problematiche. Grazie. Ecco. Grazie Francesca, io inviterei anche Chiara. Molti stimoli, molte cose interessanti perché vediamo proprio a confronto due realtà molto diverse, appunto, però che hanno dei punti in comune, a partire da quella che è il pericolo di un patrimonio. Nasce in un periodo storico, la fine degli anni 70, che nel nostro paese è stato un periodo che segue il boom, no, economico, e quindi la grande infrastrutturazione del nostro territorio e di urbanizzazione, e quindi con perdita effettivamente del paesaggio. Quindi FAI, che nasce come associazione a difesa del patrimonio italiano, e su quest'altro fronte, il vicino Oriente, il pericolo non tanto da quello che è stato, o non solo quello che è stato il conflitto che ha interessato questo territorio, ma quello che oggi sta interessando il territorio, ed è lo sviluppo e l'infrastrutturazione. Abbiamo visto appunto anche banalmente un canale che ha a servizio di un villaggio, quindi un'opera più che benemerita, che va a intaccare un bene culturale preziosissimo e unico. Quindi pur nella lontananza, pur essendo lontani da un punto di vista geografico e culturale, il pericolo e la minaccia che porta realtà diverse, da una parte un'associazione, dall'altra parte un progetto archeologico che viaggia ovviamente insieme e con la collaborazione, insomma, internazionale, e con chi vive su quel territorio, cioè i soggetti che operano sul territorio, e quindi il governo anche in questo caso, a lavorare per la difesa, la valorizzazione e la difesa con sistemi che poi alla fine sono quasi simili, no? E in tutto questo l'importanza di coinvolgere i cittadini, chi vive sul territorio, l'abbiamo visto in entrambi i casi. In un ruolo che sicuramente per il FAI oggi è più semplice. Ci piace vincere facile, infatti, volevo dire, rispetto a voi. Ma che forse semplice non è stato nel 1978. Certo. Quando la cultura anche del nostro paese era molto diversa rispetto a quello che significava la conservazione del patrimonio, perché altri erano gli obiettivi, lo sviluppo. Quindi cosa ha più senso fare? Non è così semplice difendere il patrimonio culturale a fronte di quella che è la necessità, il miraggio di avere tutta una serie di infrastrutture a servizio per sviluppare l'economia di quel territorio. Quindi, insomma, oggi forse è un gioco facile, ma non l'è stato in passato, e non un gioco facile oggi, ma con un processo progressivo di educazione. In tutto questo sicuramente il ruolo fondamentale è il lavoro con le generazioni più giovani, forse, che sono quelle più, anche voi qui, insomma, siete tutti studenti per la maggior parte nella platea, e quello di sensibilizzare i giovani, ed è forse, tra virgolette, più semplice farlo. Ma con gli adulti, come funziona? Cioè, con chi ha, sia in Italia, ma anche nel territorio dove operate voi, un vissuto anche che è stato spezzato dalla guerra, insomma. Come si lavora con le persone adulte? Perché fai un'esperienza con le scuole, prima abbiamo visto uno di voi che ha alzato la mano, è stato Cicerone,
Ma con le persone adulte, come funziona al di là della partecipazione agli eventi? C'è una forma di ingaggio anche che nasce spontanea Sì. di volontariato o come, insomma, riuscite a coinvolgerli anche voi nel vostro progetto? Mando la palla ad entrambe, passo il microfono a Chiara. Sì, diciamo che nel caso del FAI sostanzialmente si avvicinano le persone interessate a questi temi fondamentalmente. Quindi chi è già sensibile a questi temi, oppure abbiamo sempre un grande seguito in realtà di richieste per diventare volontario FAI dopo le giornate FAI di primavera ed autunno, cioè dopo il momento in cui vedono effettivamente cosa facciamo fondamentalmente, perché negli eventi locali sono già più, quindi quelli durante l'anno più piccoli che tutte le delegazioni organizzano, diciamo che sono veicolati nei nostri canali delle persone che sono già iscritte fondamentalmente, quindi è difficile che magari arrivino persone che non sanno che c'è l'evento e che lo organizza il FAI, per cui sono già all'interno del nostro circuito. Al contrario, durante le giornate di primavera ed autunno si avvicinano a noi delle persone nuove, dei visitatori nuovi che poi vogliono entrare a far parte del nostro circuito perché interessati proprio a questo tipo di attività. Vanno e vengono, devo dire la verità, nel senso che non c'è sempre una continuità, per cui può essere che rimangano qualche anno e poi se ne vadano, oppure pensavano una cosa invece era un'altra, e quindi poi dipende sempre un po' anche dall'empatia, no, che si riesce a creare con le persone. Però diciamo che in questi due momenti abbiamo una maggiore visibilità probabilmente, anche grazie al tam tam mediatico comunque che viene fatto, anche, non so, c'era negli anni di Striscia la Notizia, e lì veramente c'era stato un boom di richieste per diventare volontari perché venivano a conoscenza del FAI grazie a Striscia la Notizia, paradossalmente. E quindi insomma sono tante, no, le dinamiche che si vanno ad innescare, e poi ci sono dei ciceroni che ritornano e che noi siamo sempre felici di accogliere, soprattutto nei gruppi FAI giovani, che Udine è senza, come dicevo prima, e quindi se qualcuno volesse iniziare proprio questo percorso, ben volentieri, insomma. Quindi è una realtà, insomma, sempre molto dinamica, e quindi a chi piace, insomma, trova tutto lo spazio per poter collaborare, per proprio mettersi anche alla prova, francamente. È un buon tavolo di prova, oltre al fatto che davvero si viene in contatto con tantissime realtà locali, non locali, nazionali, e lì anche durante i convegni, per esempio, parlavamo prima, c'è proprio uno scambio molto proficuo perché i convegni sono sempre nazionali e quindi tutte le delegazioni, insomma, si incontrano ed è davvero molto, molto interessante. Francesca, aspetta, giriamo anche qui, siamo un po' rudimentali con la tecnologia, ma insomma, opla. Ecco. Sì, ecco, ovviamente anche se noi abbiamo fino adesso tentato appunto di partire coinvolgendo soprattutto le nuove generazioni, un po' perché rappresentano il futuro, ovviamente, per la protezione di questi siti, un po' perché in realtà sensibilizzando loro, poi loro tornando a casa, molti di questi bambini, per esempio anche quelli delle scuole elementari, poi tornano a casa, raccontano cosa hanno visto e la famiglia magari si incuriosisce e vuole venire a vedere. È più difficile coinvolgere gli adulti, anche se è assolutamente necessario, soprattutto appunto in questi contesti in cui ci sono persone che hanno vissuto, hanno i giardini che proprio si trovano a ridosso del sito, ed è interessante anche per noi capire qual era la loro conoscenza del sito, del paesaggio, se il paesaggio è stato, come si è trasformato, per esempio. Anche abbiamo iniziato le nostre interviste con
diciamo, gli adulti del villaggio, anche noi tentando di comprendere da loro, per esempio, le sorgenti da cui questo canale prendeva l'acqua, fino a che epoca l'acqua era abbondante, se si ricordano di particolari eventi che hanno cambiato qualcosa nel paesaggio, qual era la loro idea, perché molti sapevano che c'era qualcosa di antico, però non sapevano esattamente di cosa si trattasse. Alcuni pensavano che appunto per questa forma serpeggiante lungo la collina che fosse una strada romana, per esempio. Insomma, e così anche un po' perché c'è un po' di diffidenza rispetto, perché non sapendo esattamente cosa siamo venuti a fare, chi siamo. Quindi anche con questo lavoro abbiamo fatto, grazie al sostegno del sindaco del paese, che è un entusiasta dell'archeologia, abbiamo iniziato lui ci ha aiutato a selezionare alcune famiglie con diversi background, sia etnici che religiosi, per iniziare appunto una discussione all'interno proprio delle famiglie. E molti appunto erano incuriositi, erano un po' magari sospettosi, ma quello che abbiamo notato, per esempio, è che quando queste persone poi sono venute a vedere il sito, ecco, bisogna dire che il sito di Faida in qualche maniera, anche lì ci piace vincere facile, perché una volta arrivati sul sito, ovviamente la bellezza, la meraviglia li ha portati immediatamente a sviluppare un orgoglio per un patrimonio che è condiviso, che appartiene a questa comunità. E quindi proprio vedendo, conoscendo, sentendo anche la storia e l'interpretazione di questi siti, anche gli adulti immediatamente si riescono a riconnettere con questo patrimonio culturale che non appartiene a nessuno, ma appartiene insomma a tutti, perché ovviamente ci troviamo di fronte a delle comunità che hanno sofferto traumi pazzeschi, sia durante il periodo della repressione di Saddam, le deportazioni, quindi scollare le comunità dai loro paesaggi, dai loro villaggi, deportarli, ucciderli, distruggere quelli che erano tutte le loro case, le loro fattorie, ecco, insomma, o le comunità yesida che pochi anni fa ha subito un genocidio da parte dell'ISIS, insomma, sono veramente realtà complesse che si portano dietro anche un bagaglio di esperienze che anche per noi, ecco, è difficile, ci vuole estrema sensibilità, insomma, e tatto nel confrontarsi con loro. E neanche per noi per comprendere, perché ovviamente anche lì è un processo, ci vuole tempo per capire, e poi entrare quindi anche in qualche maniera in sintonia e capire quali sono le necessità, cosa si può imparare da loro e cosa noi possiamo trasmettere insomma a loro. Grazie. Non so se ci sono domande, ovviamente da parte di chi è presente, di chi è da casa. C'è Andrea Guaran che ha alzato la mano. Vieni qua. Vieni qua che ti sentono bene. Se no, vieni di qua, scusa che ti vedono. No, va bene. Tutta la tua bellezza. Due curiosità, insomma. Una a testa. Due curiosità, una a testa. Parlando di pubblico del FAI, di persone più o meno affezionate, cioè io immagino magari gli affezionati di vecchia data che abbinano a un bene FAI magari un patrimonio storico-artistico, ci hai mostrato delle ville, dei palazzi magari acquistati, insomma, o comunque ormai ereditati, ecco, dal FAI, risistemati. Poi hai presentato invece dei paesaggi culturali, naturali, insomma, e soprattutto poi la Safao, giusto? Allora volevo capire, si autoseleziona il pubblico, nel senso c'è un pubblico diversificato oppure c'è una nuova cultura del patrimonio, per cui una nuova consapevolezza che anche un patrimonio archeologico industriale, seppur appunto devastato dal tempo, insomma abbandonato, può rappresentare comunque un'occasione efficace, insomma, di riqualificazione eventualmente, ma anche di testimonianza.
e se posso anche così dopo Certo. vi libero della mia presenza qua sul palco. E invece hai parlato delle attività, delle difficoltà anzi di riuscire a far comprendere anche il valore. Noi penso che molte persone locali nemmeno conoscono quale patrimonio hanno, forse non hanno la consapevolezza nemmeno di cosa che questo possa essere un patrimonio, parlo di quello archeologico. C'è anche detto del sindaco ultra entusiasta, ma in generale le istituzioni investono oppure appoggiano gli interventi che ad esempio in questo caso italiani, udinesi portano avanti perché lo ritengono possano essere così un fiore all'occhiello poi per propagandare, insomma comunque per diffondere così l'immagine positiva del loro territorio, oppure sono convinti effettivamente del valore proprio storico e patrimoniale di questi resti che ci riportano gli antichi assiri questo volevo capire un po' dal punto di vista delle istituzioni locali. Grazie. Faccio rispondere prima Chiara, seguiamo l'ordine. Pronti? Sì, un po' macchinoso. No, per quanto riguarda il pubblico del FAI, io credo che ci sia stata un'evoluzione in questo senso. Nel senso che inizialmente il FAI è nato come un ambiente elitario sostanzialmente, quindi di un gruppo di intellettuali che comunque si rivolgeva a questo tipo di persone fondamentalmente e poi si è sempre di più ingrandito. Negli ultimi anni c'è stata proprio un'evoluzione del FAI e lo vediamo anche nei sistemi di comunicazione che stanno usando, che praticamente battono a tappeto qualunque tipo di veicolo pubblicitario o comunicativo. E questo processo, no, di evoluzione anche della struttura della fondazione è andata a targetizzare in modo diverso il tipo di pubblico e ad ampliare il ventaglio di pubblico al quale rivolgersi. Prima il pubblico era abituato ai beni architettonici come li intendiamo storicamente, in maniera classica, tra virgolette. Negli ultimi anni, proprio anche con tutte le campagne relative ai temi ambientali, il FAI sta cercando proprio di aprire a nuovi temi e di cercare di far conoscere come anche questi siti architettonici, archeologici siano inseriti all'interno di contesti territoriali e stiamo cercando proprio di far conoscere questa nuova dimensione forse, perché parlo per esempio anche negli studi allo IUAV, studi l'architettura. Io ho studiato la storia dell'architettura, ma l'edificio architettonico in sé, quindi la materia. Ora vedo proprio anche dal punto di vista delle università, dei luoghi proprio deputati alla cultura di questo tipo, a un'apertura in senso paesaggistico, in senso ambientale, per cercare proprio di capire, no, la compenetrazione di questi elementi che troppo spesso, a mio avviso, venivano visti proprio slegati l'uno dall'altro. Invece è proprio interessante riuscire a far comprendere alle persone il sito. Io ho trovato interessantissima la tua relazione, devo dire la verità, è molto molto interessante e fa capire proprio anche le differenze che ci sono tra i diversi luoghi geografici e territoriali che possiamo rappresentare io e te in questo momento sostanzialmente, e anche la realtà culturale che è connessa a tutto questo discorso, insomma, che oggi stiamo facendo. Quindi sì, c'è proprio un'evoluzione nel rivolgersi a pubblici diversi, proprio con il trascorrere del tempo e con l'evoluzione che anche la Fondazione ha avuto. Grazie. Grazie. Invece io per rispondere alla domanda, no, c'è grande interesse da parte delle autorità locali. Beh, in primis la direzione delle antichità è la nostra soprintendenza, per capirci, che purtroppo ha avuto difficoltà negli anni a proteggere e monitorare il patrimonio, principalmente per una mancanza
assoluta di fondi. La direzione di antichità di Dohuk controllava una regione di tipo 6.000 chilometri quadrati, parliamo di migliaia e migliaia di siti, veramente complesso da gestire, da proteggere, e così anche per pensiamo all'Italia, pensiamo a livello legislativo, l'evoluzione che c'è stata appunto quasi centenaria nella parte di tutela, proprio anche a livello di regolamenti e leggi. Ecco, lì questo sta avvenendo, c'è un processo in divenire. Ovviamente il governo e la direzione, che è partner in tutte le nostre attività, sono interessati, perché sono interessati a creare una diversificazione anche nella loro economia, che è un'economia per quanto riguarda il Kurdistan iracheno molto basata sul petrolio. E invece la diversificazione verso, per esempio, il turismo è uno dei nuovi, appunto, diciamo, nuove strategie anche che effettivamente poi, e quindi ovviamente la creazione di parco archeologico sono di grande interesse, cioè estremo supporto da parte del Ministero delle Municipalità del Turismo, della Direzione Generale delle Antichità, quindi no, i nostri colleghi sono totalmente a supporto di questo. Ecco. Grazie. Ci sono anche da casa delle domande, volentieri stiamo aprendo al dibattito. Adesso ha alzato la mano il collega Francesco Visentin, vieni qua anche tu, così ti vedono. Vi ringrazio per la presentazione, è stata molto interessante da parte di entrambe, e secondo me è emerso una cosa fondamentale, almeno mi sembra in particolare quando lei ha fatto vedere il caso della Safau, che mi ha ricollegato a loro, cioè il fatto che non è il bene in sé ad avere un valore, ma è la sua riconoscibilità ad avere un valore. Ed è interessante quando tu hai detto sì, loro vengono lì, però non è che lo riconoscono di per sé, allora facciamo tutte queste campagne perché loro diano valore. E invece nel caso della Safau erano le persone che vedono qualcosa di abbandonato, che però per loro ha un grande valore affettivo rispetto ad altre. Allora mi veniva però in mente una cosa, cioè l'educazione, che quindi è alla base di tutto, l'educazione che serve per riconoscibilità, e creando conoscenza arrivare all'ultimo valore, che è quello della consapevolezza. Cioè questo vale per me, e quindi è bene che ci investiamo su questo. Al di là, secondo me, del valore patrimoniale, secondo me, che rischia sempre un po' di confondere le idee, però mi chiedo però un altro punto. Allargamento del concetto di patrimonio, adesso anche la Safao può diventare patrimonio, tante cose possono diventare patrimonio, abbiamo detto che forse quella, la consapevolezza, è una delle chiavi. Mi chiedo però, c'è sempre un momento in cui bisogna fare sintesi, e la sintesi soprattutto tra due cose che sono fondamentali quando parliamo di un allargamento che c'è del patrimonio arrivato al paesaggio, quindi al contesto e non all'oggetto, ed è tra le necessità e i bisogni di una società e in realtà la protezione e il bene in sé. Il caso del canale che porta acqua sopra un altro canale, io penso sia emblematico, ma parlo di 20 anni fa, qui non si facevano problemi a tagliare il giardino di una villa storica con una tangenziale, cioè non è che Anche adesso, no, perché una delle battaglie di fianco a casa mia quando abitavo era che hanno tagliato tranquillamente con la tangenziale, si vede proprio le piscine della villa tagliate in mezzo, passava la tangenziale in mezzo alle piscine di una villa storica. Quindi tutto il mondo è paese a volte, però mi interessava questo, cioè nei vostri casi, ma in entrambe le parti, nel vostro, che avete un ruolo istituzionale ma riconosciuto, come diceva giustamente Nadia, come vi ponete in questi casi, quando c'è una richiesta del territorio e dall'altra parte voi vi rendete conto della protezione. Nel vostro caso mi interessa anche un altro aspetto, quello che voi comunque siete esterni. Questo del ruolo esterno è sempre, io avrei, come dire, titubanza, ecco. Queste erano un po' le domande, un po' divise, ma il concetto era lo stesso, partenza lo stesso. Allora, sì, diciamo che secondo me è importante partire dal concetto della conoscenza sostanzialmente, quindi se non conosci non puoi neanche innamorarti no, di quello che vedi o di quello che hai sempre sotto gli occhi fondamentalmente.
Nel momento in cui appunto succedono questo tipo di esempi, no, che faceva prima, il FAI spesso viene chiamato come portatore di interesse in qualche modo. Non sempre possiamo dare un riscontro effettivo alle richieste, nel senso che aprono delle segnalazioni i cittadini al FAI, noi apriamo sostanzialmente una pratica a livello regionale e cerchiamo di capire dove sta il problema. Francamente, laddove avvengono questo tipo di, tra virgolette, abusi, difficilmente si riesce però a trovare legislativamente la possibilità di intervenire. Succede spesso, purtroppo. Per cui diciamo che non è un tema facile questo che propone, perché diciamo che i casi più importanti comunque noi li processiamo nel regionale. Se poi la questione è di interesse nazionale, tra virgolette, viene poi passata al FAI nazionale che si occupa del fascicolo, tra virgolette. Adesso sto banalizzando, ma insomma si occupa della questione, di seguire l'iter, ed eventualmente laddove ci viene richiesto noi possiamo dare un parere per questo tipo di attività, però non abbiamo diciamo, non è questo il fine ultimo, perché non riusciremo neanche a seguire in tutta Italia questo tipo di problematiche. Sicuramente cerchiamo di dare un riscontro a quelle più importanti, però è difficile, perché comunque la rete territoriale è fatta davvero tutta da volontari e quindi è difficile stare dietro a tutte le richieste, oltre al fatto che devi avere una trasversalità di conoscenze dall'ambiente al territorio, al paesaggio. Infatti mi chiedevo, c'è l'appoggio dentro FAI di giuristi, di chi può appunto sostenere? Allora, diciamo che a livello nazionale sì, nel senso che c'è proprio l'ufficio legale, c'è l'ufficio territorio, c'è l'ufficio ambiente, l'ufficio paesaggio, beni culturali e via dicendo, e quindi è una struttura veramente molto, molto, molto organizzata. Noi a livello territoriale, le presidenze regionali cercano di costituirsi proprio con più figure di ambiti diversi di interesse e di lavoro, proprio per cercare di dare una risposta spicciola, tra virgolette, nei territori regionali sostanzialmente. Questo un po' però appunto è molto difficile riuscire a farsi carico poi di tutte le richieste che possono venire intraprese, ecco, sostanzialmente. Quindi se è una cosa molto, cioè tipo se fanno l'antenna sul castello in mezzo al piazzale del castello, interveniamo in qualche modo, magari se chiamati in causa in questioni un po' più piccole, non abbiamo la possibilità di intrometterci, diciamo. Ecco. Certo. Invece, no, grazie per la domanda. Effettivamente è giusto così spiegare, diciamo, il rapporto tra una missione archeologica straniera dell'Università di Udine che arriva nel 2012 in Kurdistan, piomba, gli alieni, che piomba in questo territorio e inizia a esplorarlo. Ovviamente tutte le attività sono state fatte in tutti questi 10 anni in collaborazione con la direzione. In questi 10 anni abbiamo formato tantissime persone della direzione e tutto il lavoro scientifico che noi siamo andati con l'idea, principalmente c'era ovviamente la domanda di ricerca che era legata, diciamo, all'aspetto della raccolta del dato scientifico. Tutto questo dato, tutto il geodatabase che abbiamo creato è andato in mano alla direzione ed è diventato uno strumento di tutela, perché loro prima non sapevano la posizione di questi siti, non sapevano dove erano questi siti, e nel corso del tempo, in particolare un archeologo della direzione
si è formato, ha imparato a gestire il GIS, ha sempre con sé un palmare con tutti i siti ed è capitato negli ultimi anni che adesso quando ci sono dei nuovi lavori da fare e viene interpellata la direzione dell'antichità, loro scoprono che il lavoro è su una delle aree che noi avevamo mappato. Allora spesso ci contattano e ci dicono però vogliono costruire un oleodotto che però passa da questi siti, cosa facciamo? E noi in realtà quello deve diventare è il loro ruolo, no? Quindi noi possiamo suggerirgli e dirgli guardate, quello è un sito estremamente importante, state attenti se riuscite a fare deviare, oppure mi raccomando queste attività devono sempre, se fanno degli scavi ci deve essere un archeologo della direzione con loro, perché non esiste l'archeologia preventiva per esempio. E quindi ovviamente gli manca uno strumento anche lì fondamentale che invece per noi è cosa normale, ecco. E quindi ovviamente c'è questo rapporto che però abbiamo visto come è maturato in questi 10 anni, come in realtà si sono raccolti i frutti e come loro adesso abbiamo avuto un impatto perché oltre ad aver formato delle persone abbiamo dato anche uno strumento che gestiscono loro, perché ovviamente loro sono diciamo, i protettori di questo patrimonio e noi possiamo soltanto aiutarli, suggerirli, continuare a lavorare con loro e ecco questo ma il nostro è anche un progetto che si è dedicato tanto all'aspetto appunto di tutela, siamo un team multidisciplinare abbiamo conservatori, architetti, restauratori, però ci sono tanti altri progetti che semplicemente vanno lì, fanno il loro scavo, se ne tornano a casa e ecco. State lasciando qualcosa. Stiamo provando a lasciare qualcosa. C'è qualche domanda da casa, da voi che siete qui in sala, in aula? Nessuno da casa? Tramortiti, sì. Detta sottovoce. Una curiosità, prima nel pourparlers con Chiara, Francesca, così, dai racconti, qualche caffè bevuto in pausa a lavoro e scambio di parole con Francesca, ci sono alcune curiosità che emergono, no? Allora, prima si parlava del parco, come è concepito il parco, come se l'aspettavano, e altre curiosità invece che possono venire fuori nel rapporto con le persone, aneddoti che poi fanno riflettere, insomma, su come le persone vivono, sentono questi patrimoni, no? Penso che anche voi ne abbiate diverse, quegli elementi aneddotici che però ci fanno riflettere su cosa c'è da fare, ma su anche cosa forse non si è fatto e si potrebbe fare eventualmente per avvicinarsi ancora, per fare in modo che questo patrimonio sia effettivamente sentito e riconosciuto da chi vive questi luoghi. Beh, diciamo che di passi se ne possono fare sempre molti, secondo me, nel senso che chiaramente è un po' una minima parte quella che poi noi riusciamo effettivamente a fare durante le giornate in prevalenza, perché appunto sono le parti che anche ci occupano più tempo nell'organizzazione, perché praticamente il mio anno è scandito tra le giornate di primavera e le giornate dell'autunno, perché abbiamo veramente anche poco tempo paradossalmente tra una e l'altra per poter agire sostanzialmente. Poi di aneddoti sì, ce ne sono diversi per esempio non so, raccontavo prima, quando si va in città, no, a fare le aperture della città, sei un po' una goccia nel mare, no? Nel senso che ci sono 1000 attività, l'Università di Udine poi è attivissima, quindi ci sono sempre conferenze, convegni, una cosa, l'altra, apri questo, apri quello, ormai tutti aprono qualunque cosa, quindi anche per questo noi ci siamo un po' allargati ai territori, ai comuni contermini, proprio per dare visibilità anche ad altro, perché qui effettivamente c'è una sommatoria, no, di eventi e quindi ci siamo resi conto però che mentre in città è un po' più facile,
nel senso che dici, ma sì, vorremmo aprire questo, sì, dove firmo, vediamo, sì, fatta, quindi si confeziona abbastanza rapidamente, no? Anche gli accordi di apertura e via dicendo. Nei comuni con termini o nei comuni, insomma, limitrofi, ti dicono sì, perché è un grande momento evidentemente per i comuni e per le comunità, perché poi molto spesso danno i ciceroni quando usciamo da Udine, non sono i ragazzi delle scuole superiori, ma sono le persone facenti parte delle Proloco o delle associazioni locali, per esempio, no? E anche questo è molto bello, però poi inizia il campanile. E quell'associazione e tac, e tic, e tic, e tic, e tac, è sempre veramente un lavoro quasi di cesello per riuscire a mettere d'accordo tutti e cambia proprio il modo di lavorare, anche lavorare tra virgolette, insomma, da parte nostra, perché ti confronti, perché infatti prima quando Francesca diceva che siamo un po' degli extraterrestri calati, un po' quasi quasi anche noi nel momento in cui usciamo da Udine siamo un po' come gli stranieri, no? Oh, aspetta, sì, vieni, però fammi capire bene cosa vuoi da me, cosa dobbiamo fare. Per cui anche questo è una componente che in qualche modo riconosco, ecco, anche in scala diversa naturalmente, però anche in queste piccole... Poi il campanilismo di fatto può essere anche un fattore che porta a qualcosa di positivo. Assolutamente. Cioè, questa gara alla partecipazione potrebbe esserci anche un ampliamento poi sì. e una maggiore disponibilità. Ovvio che la diplomazia esatto. riesce a... E poi non sono un campione io di diplomazia, per cui non è che tutto sia rose e fiore, però insomma ci proviamo, ecco. Invece, appunto, io ti stavo raccontando poco fa a pranzo dell'inaugurazione del parco e poi tutti i primi visitatori che sono venuti a visitare, sapendo che comunque si trattava di una prima fase, che poi molti servizi sarebbero arrivati dopo, ma diciamo una domanda che continuava a uscire tra i visitatori era: sì, è un parco. Ma dove sono gli alberi? Dov'è l'acqua? Perché per loro il parco tutto l'aspetto legato alla natura mancava. E quindi noi, non avendo l'esperienza del parco archeologico nel paese, noi dovevamo tentare di fargli capire che, non so se avete visto appunto le immagini del sito, è una zona brulla lungo le sponde di questa collina, e chiaramente ci servirebbe dell'ombra e tutti avrebbero apprezzato, però ovviamente per noi il parco archeologico, per tentare di spiegare, possiamo dire è un museo all'aria aperta, insomma non è il parco che vi immaginate appunto con gli alberi perché c'è un forte legame della popolazione, specialmente curda, con la montagna, con il bosco, amano tantissimo l'aria aperta, fare picnic. Alcuni dei siti che vi ho mostrato prima sono aree che magari le persone della città non conoscono, però le persone dei villaggi vicini invece visitano per fare per momenti ricreativi, quindi li conoscono come luogo diciamo particolare che ha un valore anche dal punto di vista naturalistico, in cui gli piace andare a fare i picnic, a fare il bagno nel fiume, lavare la macchina. E quindi quando sono arrivati nel parco archeologico e loro avevano sentito di questo parco, si aspettavano un parco, ecco, e quindi e questo però ci ha fatto capire come loro si aspettano anche però qualcosa di questo tipo. Quindi magari la creazione di un'area verde in un'area limitrofa che possa accontentare anche il loro desiderio magari di fare dei picnic o far diventare un'area anche di ritrovo, ecco. Insomma, anche ricreativa, un'area anche ricreativa per le famiglie con i bambini. Ecco, per esempio, questa è una cosa che dobbiamo interiorizzare. Abbiamo parlato di, forse in un certo senso, sovrapposizione di necessità di tutela di alcuni siti con invece una necessità di sviluppo.
Allora mi riferisco più alla situazione italiana perché non conosco bene le sue aree, poi magari se si vuole aggiungere qualcosa. Però credo che tornando al discorso di coinvolgimento degli adulti rispetto ai bambini, sia molto più semplice per una reazione psicologica, nel senso che un bambino magari vede un paesaggio, vede anche semplicemente un bene architettonico e lo interpreta magari come qualcosa che di prezioso. Questo bambino dai 5 ai 25 per farci capire, però magari un'età più avanzata è quella che ha vissuto o direttamente un boom economico o le conseguenze, un po' l'utopia del benessere successiva e contemporanea al boom economico. Quindi nel momento in cui io vado a vietare uno sviluppo, ad impedire un'infrastruttura o un'industria, in un certo senso ho una reazione nella dimensione psicologica, cioè la tutela forse non è ben vista in questo senso in alcune situazioni. Quindi mi chiedevo il vostro parere su quale sia il limite tra tutela e invece necessità di una società di evolversi. Capisco che sia una domanda difficilissima. No, è una domanda molto difficile in realtà perché anche come architetti ci confrontiamo quotidianamente su questo tema, soprattutto naturalmente in Italia in cui abbiamo un ministero e quindi tutte le soprintendenze che vigilano molto intensamente su questi obiettivi. Noi in Friuli Venezia Giulia abbiamo il piano paesaggistico regionale, che sicuramente è uno strumento di tutela molto importante, che non è forse completamente compreso. No. È molto, però io ci lavoro ogni giorno praticamente per lavoro appunto e devo dire che secondo me è uno strumento straordinario, devo dire la verità, per cercare di tutelare però con uno sguardo anche a quello che succede intorno e con un occhio vigile al futuro, perché ci si rende conto che non possiamo cristallizzare la realtà del 2018, nel momento in cui appunto è entrato in vigore. È un piano che anche volutamente, no, è basato anche, no, sull'evoluzione del territorio e del paesaggio. Non è sempre facilissimo riuscire a guardare oltre a quello, alla normativa scritta, però sicuramente in Italia a mio avviso ci siamo un po' salvati, abbiamo salvato i nostri paesaggi e i nostri beni culturali proprio grazie anche a questi sistemi di tutela, senza i quali non credo che in questo momento avremo ancora anche i siti archeologici che possiamo vedere a Roma o ad Aquileia. E quindi è un'arma a doppio taglio sicuramente, però io auspico sempre, perché ultimamente sono positiva, sono ottimista e auspico che proprio si possa riuscire a trovare un compromesso tra la tutela e la necessaria evoluzione, perché molto probabilmente se neanche Michelangelo avrebbe fatto la Cappella Sistina se non avessero accettato comunque l'impatto dell'opera in questi spazi. Quindi è una domanda veramente molto complicata a cui rispondere e francamente non so darti una risposta effettiva. Sicuramente io spero che si riesca ad arrivare ad un compromesso, perché sicuramente bisogna attuarlo. Grazie a te. Ecco, no, io posso solo aggiungere che chiaramente è complesso, però per esempio in un paese in questo momento tipo l'Iraq, o quantomeno la regione autonoma del Kurdistan, che è in un boom economico, si sente la mancanza di questo sistema di vigilanza, per quanto può sembrare magari certe volte oppressivo, però si sente veramente, perché senza strumenti è difficilissimo proprio riuscire a proteggere il patrimonio. Questo. Sì.
Siamo arrivati a pochi minuti dalla fine, siamo... No, se posso dire solo una Sì, cosa. vieni qua che forse... Vabbè, ma alla luce della domanda che ha fatto la studentessa e delle risposte, e all'esempio prima del doppio canale idrico, ovvero il canale di 2500 anni fa e il canale di adesso, giusto? In mezzo, a mio parere, si passa o un aspetto strettamente educativo, che comporta una consapevolezza per cui ritieni che il canale di adesso possa avere delle soluzioni alternative per non compromettere quello che era il patrimonio archeologico, oppure, come spesso succede, uno che è lungimirante in termini anche di interesse, capisce che la manutenzione il patrimonio tutelato può diventare un oggetto di richiamo, ad esempio dal punto di vista di fruizione turistica, eccetera, perché spesso è così il gioco, vero? Per cui per riuscire a mettere insieme i due aspetti, dunque altrimenti rischio di perdere completamente il patrimonio perché gli interessi invece attuali, di sviluppo attuale, mettono in crisi se non c'è un aspetto, sì, non c'è un contributo dal punto di vista della crescita della conoscenza e dunque poi che è un primo passo per arrivare alla consapevolezza attraverso un processo educativo. Credo, Sì, forse anche di definizione di bisogni reali che un territorio ha. Sicuramente magari questo canale è importante, porta acqua a un villaggio, però appunto la tecnologia può sopperire e quindi capire se si può realizzare in altro modo senza battere su un bene archeologico così importante, forse sì. Quindi, insomma, entrano in gioco anche soluzioni e idee che partono da una valutazione poi effettiva di quelli che sono i bisogni del territorio. I nostri territori, ad esempio, se pensiamo solo all'Italia, sono forse iperinfrastrutturati per certi versi o in alcune aree. Altre aree invece avrebbero bisogno di maggiore infrastrutturazione o di una maggiore o semplicemente un potenziamento, un efficientamento. E, insomma, conosciamo diverse casistiche. Quindi sì, partire dai bisogni che hanno quel territorio, quindi da processi di coinvolgimento, educazione, crescita della consapevolezza, capire cosa effettivamente è necessario per favorire la vita, l'economia di quel territorio, che non deve essere calato da interessi che vengono dall'alto, ma che deve venire appunto. Questo insomma è uno dei giochi più difficili e complessi che conosciamo bene anche in diversi ambiti e quindi insomma però è assolutamente da mettere in campo o da cercare il più possibile di sostenere, promuovere attraverso tutte le forme possibili. Sicuramente partire da quella che è la tutela, il riconoscimento prima per arrivare poi alla tutela dei patrimoni naturali culturali, ambientali, paesaggistici, territoriali, perché poi il territorio tiene dentro tutto, è una forma che è capace di ingaggiare le comunità locali. Lo abbiamo visto, insomma, anche nell'esperienza, un'esperienza come quella che ci ha raccontato Francesca Simi e come lo è stato per noi in un processo che è durato effettivamente decenni, insomma, ci ha traghettato dagli anni 70 all'attualità. Sì. Fai tu i saluti, che sei il... Ringrazio chi è ancora qui presente, giusto? Sì, veramente. Intanto sentivo qua, voi vedevate, ma io ho capito che perderemo qualche pezzo ogni tanto, qualche giovane pezzo, nel senso, soprattutto gli studenti. Grazie comunque per essere qui, stati presenti finora. Ci ritroveremo sicuramente con l'edizione, chiamiamola invernale primaverile, per cui dal 23, da febbraio a maggio, sicuramente altri 4 incontri di Divagando Geografia e dintorni, per cui grazie, se volete anche iscrivervi, potete iscrivervi c'è scritto all'App GIS, per cui poi sarete avvisati anche tutti di questi nuovi eventi ogni mese, per cui c'è un indirizzo mail anche su questo volantino qua, su questo depliantino, l'App GIS@uniud.it, uno è così automaticamente, si possono anche a distanza, inserito
lungo elenco, insomma, delle 200-300 persone che abbiamo. Bene. Ne avevo 200-300, ma non sono sempre 200-300 qua presenti, magari, però qua presenti non ci sarebbe stata male. Grazie ancora. Grazie ancora. Grazie a voi. Grazie.